Dipendenti pubblici di Cafarsetti sul piede di guerra contro il commissario Vittorio Zappalorto. Per far quadrare il bilancio sono stati annunciati tagli per 9 milioni di euro in premi di produzione. Sono i famosi premi pensati per far lavorare di più i dipendenti e che invece i sindacati sono riusciti a far distribuire a pioggia e non secondo i meriti, facendole diventare di fatto un'indennità integrativa di non si sa cosa. Una scelta che porterebbe a decurtare gli stipendi almeno di 400 euro per tutti i 3.000 dipendenti, una somma che di questi tempi fa comodo e per questo oggi il personale si è riunito in assemblea per decidere come organizzare la mobilitazione in vista dell'incontro in programma mercoledì tra Zappalorto e i sindacati. La crisi dunque non vale per tutti, i sacrifici sono chiesti soltanto ad una parte della popolazione. I dipendenti pubblici, pur costituendo una delle peggiori burocrazie al mondo, un'autentica palla al piede per gli imprenditori, si rifiutano di vedersi abbassare lo stipendio. Si è visto il penoso spettacolo fornito dai dirigenti del Senato e della Camera che hanno dato vita ad una protesta, sbeffeggiato la Boldrini e minacciato la stessa sopravvivenza del governo Renzi. E mentre tutti puntano il dito sui politici, la magistratura falcia intere classi dirigenti politiche perché corrotte, chi domina nell'ombra il paese è la democrazia, che sembra pensare soltanto a se stessa. Dite la vostra.